sono dovuto arrampicare in un muro, percorrere questo muro, poi ho trovato un terrazzino e sono salito da una finestra al primo piano che mi hanno aperto. Quindi, perché era impossibile saltare fuori, ormai qua era già a questo livello, sì. C'era un signore che era lì da solo, che chiedeva aiuto. In questa casa qui di fronte, questa al 24? Sì, quella davanti, un signore di 88 anni che chiedeva aiuto, e il signore, poverino, è anche caduto. Per fortuna l'hanno tirato su e ha anche bevuto fango. Poi c'era un altro signore qua, novantenne, che è riuscito a raggiungere, là c'è un cancello, il figlio gli ha lanciato delle funi, perché lavorano nella marina, diciamo, l'ha imbragato e lo teneva sospeso su e giù finché è arrivato un barichino di volontari e ha recuperato 3 persone. Tutti che urlavano. Mio marito adesso è all'ospedale perché il braccio non si sa se è rotto o cosa. Qui c'è tutto da buttare, tutto. Devo chiudere l'attività, perché da qui non mi rialzo. Purtroppo ci sono dei morti e noi non siamo morti, quello è l'importante. Noi lo stiamo facendo anche per questa gente, altrimenti io, guarda, basta che si vedano dentro come il mio bar e lascio perdere tutto. Però ci sono dei morti e noi dobbiamo ringraziare che abbiamo salvato la vita. A pochi centinaia di metri, un'altra vita è stata spazzata via assieme al ponte che collegava via Tre Venezie con la zona ospedale. Un'altra vittima che si aggiunge al tragico elenco di chi non è riuscito a salvarsi nuotando, come è successo in via Campidano, o di chi, armato dalla disperazione, ha imbragato il proprio anziano padre al soffitto per evitare che l'acqua lo risucchiasse. Gente coraggiosa, gli olbiesi. La voglia di voltare le spalle alla disgrazia e lasciare che quel fango si indurisca, cementificando anche la paura, perde davanti alla necessità di continuare a lottare, in memoria di chi non può più farlo. Non so, non ci sono parole, ma soltanto bisogna dare una mano a chi ha bisogno.